Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. Siamo qui per presentare un bellissimo evento, lo speciale Pigro, dedicato a Ivan Graziani. Il prossimo cantante è Alverio Cau. Buonasera Alverio. Sentiamo la canzone, siamo tutti molto curiosi. Grazie. Il padre, la madre e il figlio, con le facce sporche di carbone, spingendo le biciclette stanche di portone in portone. Ad ogni faccia diffidente, ad ogni sguardo sufficiente, lo stesso discorso imparato a memoria, la stessa storia. Siamo qui per vendere il calore, per rendere l'inverno meno freddo, per pagare gli studi a Salvatore da 15 anni all'università. Il padre sembra una pietra sputata fuori da un vulcano, con gli occhi rossi gonfi tristi, sintomo certo di povertà. La madre non ha più forma, è solo un mucchio di stracci spenti, con le scarpe rotte davanti, in testa il sogno della città. E il figlio non è da meno, lo sguardo ebete in fondo agli occhi, la fame cronica nello stomaco e 4 toppe d'arlecchino. Poi un giorno la madre e il figlio, già il padre non c'era più, narrarono con lo sguardo più che mai dimesso e afflitto, che il capo famiglia il giorno prima era impazzito e s'era messo a sbattere i panni sporchi sulla strada, con una luce strana nello sguardo da demente, con ampi gesti da senatore s'è rivolto alla gente. Signore e signori, scusate l'ardire, scusate se a voi mi rivolgo da questa cassetta. Con tutto l'impegno non sono riuscito a trovare un pulpito adatto per questa occasione. Signore e signori, la vita di merda di un povero diavolo è fatta soltanto di lunghi silenzi e di 1000 bollette da pagare, l'affitto di casa che scade e ti buttano fuori coi letti, gli armadi, gli stracci e vestiti bucati. E l'unico grosso problema, trovare qualcuno di fuori che ti dia una mano a portare di sotto la roba pesante. Ma anche avantieri lo zucchero, il pane, la pasta, le fave, i fagioli ha subito un aumento, un piccolo aumento soltanto del 4%. Signore e signori, venite a vedere il circo di uomini e donne che ha fatto il comune. Su, siate gentili, no, non è lontano, non è né Firenze né Roma, Berlino o Milano. E qui a 4 passi, un po' fuori paese, la nostra baracca da 36.800 lire al mese. Signore e signori, venite a vedere le pulce ammastrate, le piattole, i topi, le cimici e l'umidità, in un'unica stanza con bagno e letti in comune, una credenza cucina trovata per strada, buttata il 31 dicembre di 6 anni fa. È vero, ci stiamo un po' stretti e voi forse direte che manca l'igiene, che vivere tutti anche in 4 pressati in un letto è dannosa la moralità. Ma anche avantieni lo zucchero, il pane, la pasta, le fave, i fagioli hanno subito un aumento, un piccolo aumento soltanto del 4%. La diagnosi è stata certa, senza pericolo di sbagliare. L'ha detto il veterinario, è pazzia, da poco mangiare. Signora Svia non pianga, dove andrà ora? Starà benone. Al manicomio comunale quasi ogni giorno c'è il minestrone. Signora, ma se l'immagina se il suo marito, oddio, avesse pagato ogni anno le tasse che pago io. Questo sì che è un problema, non le auguro di sicuro, coi tempi che corrono, di arricchirsi, glielo giuro. Sa che le dico, invidio sempre la tranquillità di chi trascina la sua vita nella povertà. Su via, non sia ridicola che dice, sa bene che non posso lasciare la mia vita per buttarmi nel suo fosso. La 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 la. Grazie Alverio, complimenti, Grazie. molto particolare, grazie.
Grazie a voi. Bravo, bravissimo. Vero. Bravissimo, Alberio. Grazie, prego. Prego Giorgio. Grazie, prego. No, Prima i dopo giovani, di lei. prima i giovani. Si sono esibiti questa sera per noi Giulia Piccoli, Federico Di Cosimo, Valerien, Enea, Alverio Cau, Star Solo, Antonio Paduano e Marcello Graduato. Perfetto. Grazie ragazzi, bravissimi. Ragazzi e meno. Da grande no. Ringrazio la mia splendida compagna d'avventura, Giorgio Iozzi. Maria Laura De Vitis. Grazie a tutti. Buona continuazione. Baci.